Segretario Generale Buscemi, oggi qui a trarre le conclusioni di un dibattito estremamente interessante con tematiche di grande attualità, in particolare il Covid, la sicurezza, l'immigrazione, tutte tematiche che vede purtroppo Agrigento al centro di una politica non solo nazionale ma internazionale. Ecco, quale tutela chiedete come sindacato della CGIL per i lavoratori della Polizia? Mettere questo comparto nelle condizioni di fare quello che lo Stato ha necessità che si facciano. Lo slogan del nostro congresso è la polizia al servizio del Paese. Ecco, le istituzioni devono mettere nelle condizioni il Paese di essere servito da questi uomini e da queste donne. Ci sono concorsi bloccati da anni, il personale non è mai sufficiente, ci sono continue emergenze, lei le ha elencate tutte in ordine, e io ne aggiungo un'altra, quella della lotta alla criminalità, alla mafia. Vede, la CGIL ha voluto cambiare negli ultimi anni il proprio statuto inserendo un preciso articolo: la CGIL è contro la mafia e si applica per raggiungere gli obiettivi statutari. Questo ci consente, come ad Agrigento negli ultimi anni, di costituirci sempre parte civili nei processi antimafia, devolviamo le entrate che ci sono dovute in queste circostanze per alimentare la presenza delle associazioni che hanno nel loro statuto la lotta alla mafia. Allora noi abbiamo bisogno più donne e più uomini nella polizia con gli strumenti. La CGIL ha pagato un caro tributo di sangue con propri uomini uccisi dalla mafia, così come la polizia. Noi per esempio chiediamo che si metta fine alla vergogna delle ultime norme per quanto riguarda l'immigrazione, perché di fatto hanno condannato tanti poveri cristi che vengono nel nostro paese a cercare fattura alla clandestinità. Questi li hanno resi invisibili, abbandonati a se stesso, e poi la polizia da sola a cercare di combattere senza strumenti. Allora oggi discutiamo di questi temi per porli poi al nostro congresso nazionale, per capire come sollecitare ancora di più come CGIL nazionale le istituzioni per dare risposte certe, risposte precise per la soluzione dei problemi qui lamentati. Oggi un interessante convegno della SIP CGIL che rappresenta i lavoratori della Polizia, un convegno dalle tematiche sicuramente particolari, a 30 anni dalle stragi, tra lotta, criminalità organizzata, immigrazione e Covid. Insomma, tantissimi problemi di grande attualità. Ecco, come risponde il vostro sindacato e i rappresentanti del vostro sindacato, che sono lavoratori della Polizia, che giorno dopo giorno si misurano con questi provvedimenti? Ecco, qui oggi noi stiamo celebrando il 6° congresso provinciale, nonché poi il nazionale del SIP CGIL. Come slogan nazionale per l'appunto c'è la polizia a servizio del Paese con dignità e democrazia. Noi abbiamo voluto aggiungere, diciamo, la chiave anche agrigentina a questo congresso, e quindi abbiamo introdotto anche il trentennio, diciamo, passato delle stragi di mafia, e l'immigrazione, ovviamente tutto riletto in chiave del Covid, della pandemia, perché in questi 2 anni sono cambiate tante cose. Anche il lavoro in polizia è stato non facile affrontare con la pandemia in corso, quindi la chiave di lettura, diciamo, il filo conduttore è stato, diciamo, il lavoro affrontato e le tematiche della pandemia. Ma diciamo che la richiesta che il nostro sindacato fa alle istituzioni, alla nostra amministrazione, insomma alla politica in genere, ai cittadini, è quella di una richiesta che è quella che facciamo da vari anni, di personale per affrontare queste tematiche già esposte. Soprattutto la tematica preminente della nostra provincia è quella dell'immigrazione. È sotto gli occhi di tutti che la nostra provincia è una provincia di arrivo di sbarchi dal Nord Africa, e quindi nella gestione ci vede in prima linea in questa tematica. Quindi, diciamo, il SIP CGIL è a fianco dei nostri lavoratori e per i nostri lavoratori, a garantire tutti i diritti che a volte vengono meno perché c'è l'emergenza per l'immigrazione e per il Covid ed altre, diciamo, situazioni. Quindi il sindacato è sempre a fianco ai lavoratori, ma il comune denominatore anche a livello nazionale dello slogan è quello: la polizia a servizio del Paese.
Ma guardi, le tutele che chiediamo che non è solo che Agrigento ha detto che ho fatto bene a farmi la domanda, non solo sulla Sicilia ma anche a livello nazionale. Intanto è un recupero di forze che è più che mai che è necessario nel nostro Paese, perché possa avere appunto una polizia che non viva solo nell'emergenza e per l'emergenza e che possa consentire anche al sindacato di poter meglio tutelare i diritti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che sono fortemente compressi da una epopea che ci vede impegnati nel contrasto prima alla diffusione del Covid, ora con una guerra alle porte, ma soprattutto al contrasto alla criminalità organizzata. Abbiamo proprio voluto e scelto questo periodo tra le due stragi, quella del 23 maggio e quella del 19 luglio in via D'Amelio, proprio perché vorremmo fotografare insieme agli amici, alla CGIL, confederazione a cui ci ispiriamo, e insieme a loro vorremmo capire, insieme a tutte le altre categorie di lavoro, cosa è successo in questi 30 anni, perché vede, c'è parecchia gente che ha parlato di legalità, di sicurezza e legalità, alternandole, appiccicandole sui muri, ma poi voglio dire in pratica di legale e di sicuro nel nostro Paese rispetto a 30 anni fa cosa è cambiato. E questo lo possono dire solo coloro che rappresentano i lavoratori, la gente che cerca lavoro. Per esempio, si parla adesso di salario minimo, penso che sia la cosa più giusta, perché il lavoro, partendo dal lavoro che si dà dignità alle persone, e noi operatori di polizia siamo quelli che possono avere un taglio sociologico forse privilegiato da questo punto di vista e restituiscono alla società civile le necessità vere del Paese, che spesso non vengono accolte o ascoltate, anche perché purtroppo abbiamo un limite. Abbiamo un diritto affievolito, noi non possiamo essere pienamente confederali, non possiamo essere pienamente rappresentati dalle confederazioni, perché la legge 121 di 34 anni fa ormai ce lo impedisce e quindi è necessario che ci sia una riforma del sistema sicurezza. Ecco.